un po' di tempo fa, diciamo 2 settimane fa, ho capito che non riesco più a bere come quando avevo 18 anni perché ero qui a Roma, ero in un locale molto frequentato dai trentenni, insomma, un locale per trentenni. Adesso non possiamo dire, siamo in televisione, non possiamo dire come si chiama, chiamiamolo semplicemente il Club 30's. Ok, ero a Roma al Club 30's. Allora, in realtà, attenzione, era un locale per trentenni, non era un locale anni 30. Chiaro. Non era un locale a tema proibizionismo, il localetto proibizionismo che a qualcuno qui dentro potrebbe piacere, penso. Non era il genere di locale in cui vedi 10 bori in fila fuori da una porta blindata, si apre uno spioncino, ragazzi, parola d'ordine, il grande Gatsby! Prego ragazzi! Oh, ma non era il grande Lebowski? Siamo un coglione! Non era quel genere di locale, non c'era un barista emaciato con i tatuaggi, con i baffi finti appiccicati col mastice che fa i cocktail buoni, il Mississippi Vodka Todis, l'Old Sbratto, non era quel genere. Era un locale per trentenni qualsiasi con una spina triste, usciva una Heineken tiepida e gente che mangiava da questa vassoio di taralli, così i taralli, la gente usciva dal cesso, i taralli, così. C'era proprio uno che pisciava sopra i taralli, proprio per confermare la leggenda metropolitana, era proprio uno addetto del locale che stava lì. Allora, in fila, fuori dal bar, innanzitutto, scusate, era un concerto. Ero andato a vedere un concerto di una band che anche qui piace molto ai trentenni. Non diremo il nome, la chiameremo i The Trentennis. Allora, loro. Ero in fila a questo concerto, vedo in fila fuori dal bar degli amici di mio fratello. Mio fratello ha 20 anni, questi erano dei suoi coetanei. E vedo e dico, ragazzi, ma che state facendo? Dico, ma scusate, siete qua dei ventenni al Club 30's in fila al concerto dei The Trentennis? Dico, c'è qualche serata Drunk American Fat Fuck Night della quale non sono stato avvertito? È successo qualcosa? No, calcola, quella c'è stata ieri sera, siamo tornati a casa con 2 buste, e mi fanno vedere la foto di una ragazza identica a Jake La Furia, proprio con le guanciotte, il rossetto, calva. Gli dico, vabbè ragazzi, allora parliamo un po', ci mettiamo a chiacchierare, mi racconta un po' di come va all'università, che state facendo, esami, cose, una conversazione piacevole. Alla fine, con la più grande tranquillità che si può avere, mi fanno, vabbè, se famo 3 shot. Perché? Dico, perché rovinarsi la serata adesso? Dico, ragazzi, c'ho la gastrite da 30 anni, cioè siamo al Club 30's, è lunedì sera, prendiamoci una birra tiepida e dei taralli al piscio e finocchietto. Dico, perché ci dobbiamo fare del male adesso? Loro subito, Edoardo, non badogliare, Edoardo, stai badogliando, non badogliare, vabbè, ho capito, dove offriamo noi, ma ci fai 3 shot? Il barista mi guarda, subito mi scambia per loro padre, immediatamente si preoccupa, si allarma e mi fa, allora sì, guardi, senta, ma le possiamo fare magari uno degli shot che facciamo noi con pomodoro del Pianolo del Vesuvio, del basilico, della mozzarella di bufala, di Latina, IGP. Non hai capito se dovevamo ubriacare. Non t'ho chiesto una margherita. Va a vedere se c'è una betoniera per strada. Alla fine mi bevo questo shot che fa schifo al cazzo, sa di baffi finti e mastici appiccicati. Lo bevo e immediatamente sulla mia spalla appare una presenza che ormai ho imparato a riconoscere e che è la fatina del Malox, praticamente, che è ormai una presenza che ho imparato a capire, sancisce proprio la fine fisiologica delle mie serate. Allora io abbandono questi 4 stronzi, al bar mi allontano, vado alla ricerca di una bottiglia d'acqua purissima che sgorga a 6.000 metri d'altitudine per curare quello che sta succedendo nella mia settimana successiva poi, perché si protrarrà. E la fatina mi attacca e mi dice, certo però Edoardo, io veramente non ti riesco a capire proprio quello che veramente tu fai, perché sei veramente, guarda, io proprio non riesco proprio a capire che fai per l'odezia. La mia fatina del Malox parla come Sabrina Ferilli, considerate questa cosa. E mi fa, guarda, io veramente non riesco veramente a capire che cosa ti dice il cervello, ma come te lo devo dire a te? Sono tante volte che te lo dico, la tequila, sale e limone, dopo che hai aperta la partita IVA, non te la puoi più bere assolutamente, bello de zia. Grazie a tutti.